con noi. Grazie, buongiorno. Dottor Cesi ha ricordato adesso, siamo alla quinta edizione. Direi che questa edizione è la più importante perché il turismo con il Covid ne esce veramente con le ossa rotte, usiamo questo termine, e ancora non sappiamo, vediamo nelle ultime ore come sta aumentando la pandemia e questo è motivo di preoccupazione. Rispetto al manifatturiero, il turismo è quello che ha pagato di più di tutti questa crisi. E mai in questo momento c'è bisogno di una riflessione e c'è bisogno appunto di nuove strutture tecnologiche. Il digitale l'ha fatta da padrona in questi 2 anni di pandemia, ormai siamo abituati a collegarci e a lavorare moltissimo su questo, e questo è il futuro soprattutto sul turismo. Quindi va un mio saluto a tutti i presenti, agli operatori ovviamente in web, ai relatori, in modo che mi auguro che questi 2 giorni siano 2 giorni proficui, che anche come sistema pubblico, quindi Regione Veneto, Camere di Commercio, Veneto Innovazione, Università, insomma tutti quanti noi stiamo lavorando per cercare di dare un supporto alle nostre imprese. Come dicevo, questo appuntamento è rivolto agli operatori della filiera turistica proprio con l'obiettivo di essere l'evento di riferimento sui temi strategici dell'innovazione digitale per la comunicazione e la promozione del turismo. La collaborazione di Unioncamere Veneto a questo evento si inquadra nell'ambito di una più ampia collaborazione tra la Regione e Unioncamere, supportato dalla competitività e dallo sviluppo del sistema economico e sancito da un accordo di programma firmato nel 2019. In particolare la collaborazione in ambito turismo è iniziata, come dicevo, nel 2019 con la firma di un accordo per la realizzazione di azioni e di iniziative a supporto in esecuzione del piano strategico regionale, che è proseguito con la firma dell'accordo in collaborazione con le iniziative che abbiamo messo in atto sul piano turistico per il 2021. Come è noto, la riforma delle Camere di Commercio del 2016 dà alle Camere un compito ulteriore. Non è solo, noi non abbiamo solo il compito di promuovere l'economia in tutti i suoi aspetti, e quindi dalle attività produttive al digitale, eccetera, ma abbiamo anche dalla riforma del 2016 un compito che è quello della valorizzazione turistica, quindi la promozione della cultura, dei territori, e questo è proprio un comparto, direi, dedicato esclusivamente a questo settore, e che dobbiamo rendicontare poi anche al Ministero cosa facciamo, come non lo facciamo. Quindi Unioncamere, infatti, con la Regione ha individuato è stato individuato come riferimento istituzionale proprio per l'attuazione di alcune iniziative per la ripartenza e per la promozione del turismo, con il piano turistico nazionale. Nello specifico, le azioni strategiche tra la Regione e Unioncamere che abbiamo messo in campo sono quelle riferite ovviamente all'Osservatorio Turistico Regionale Federato, comprendere per programmare, e all'azione Veneto, The Land of Venice, la diffusione del marchio ombrello. Osservatorio del Turismo Regionale Federato, comprendere per programmare. Attraverso l'accordo di collaborazione si intendono quindi consolidare le seguenti attività proposte dalla cabina di regia e dal board dell'Osservatorio Economico, che vede vari attori rappresentati dentro, quindi Regione Veneto, Unioncamere, associazioni di categoria, le OGT, Comune di Venezia, con il supporto tecnico e dell'affiancamento operativo esterno. Quindi l'implementazione della piattaforma digitale, la visualizzazione dinamica di dati e indicatori, l'indagine trimestrale sulla congiuntura dei servizi e turismo, indagine sulla propensione della domanda, indagini continuative su trasporti con particolari riferimenti alla ripresa del traffico aeroportuale. Poi analisi di scenario predittive, acquisizioni di dati, visualizzazione di report relative ai dati di sentiment su destinazioni, attrattori di servizi nelle destinazioni del nostro Veneto. Inoltre, con l'apporto degli Atenei del Veneto, del CISET e di altri centri studi del sistema camerale e dell'OGD, si vogliono attivare indagini su destinazioni di mercato, del lavoro, sulle ricadute economiche di grandi eventi, valorizzazione di strumenti di performance per le imprese, acquisire un'analisi ed analizzare ulteriori big data. Veneto, The Land of Venice, la diffusione del marchio ombrello. Con l'accordo di collaborazione si intende quindi arrivare a gestire in termini proattivi la diffusione del marchio Veneto, The Land of Venice, attraverso il coinvolgimento quindi degli enti strumentali, regione, organizzazioni della gestione, quindi le OGD, per un capillare utilizzo delle imprese
da parte della filiera turistico-agroalimentare, con analogo coinvolgimento del sistema delle Camere di Commercio, che quindi si cercherà di estendere l'applicazione del marchio Veneto, Vellendo Veneto, anche nelle altre filiere produttive, previa condivisione delle associazioni di categoria. Proprio come sistema camerale, in questi giorni come Camera di Commercio di Treviso e Belluno stiamo lavorando ad un progetto con lo Sport System, un grande progetto che vede coinvolte quindi tutta la filiera che parte da Montebelluna, tutta quell'area lì fino all'occhialeria, in prospettiva delle Olimpiadi. Quindi portare l'esperienzialità turistica anche all'interno delle nostre aziende, far conoscere come nascono i loro prodotti, come nascono le loro scarpe, i loro occhiali, perché anche questo è turismo, anche questo possiamo spenderci. E su questo progetto siamo a buon punto. Quindi io auguro a tutti un buon lavoro, come ho detto in apertura, e un caro saluto, e mi auguro che questa stagione che abbiamo alle porte invernale sia una stagione proficua, nonostante qualche ombra. Grazie ancora. Prego a lei. Grazie. Grazie dottor Pozza, grazie di questo suo intervento e di questo suo saluto. Passerei immediatamente, e lo ringrazio fin da ora, darei la parola direttamente al presidente dell'Enit, dottor Giorgio Palmucci. Buongiorno Giorgio, ciao, benvenuto, buongiorno. Buongiorno, ciao Stefano, buongiorno a tutti. Ecco, lascerei a te Giorgio la parola e per portare non soltanto il tuo saluto, ma anche per introdurci e raccontarci brevissimamente quali sono in questo momento i focus su cui Enit sta lavorando in ambito ovviamente digitale. Certo, grazie. Rapidamente vi dirò, in primo luogo mi fa molto piacere di essere stato invitato e poi soprattutto ascolterò con piacere le relazioni che si susseguiranno tra oggi e domani, perché le tematiche relative al digitale, tutte le tematiche che sono presenti in questa quinta edizione di Digital Tourism sono decisamente molto interessanti e oltretutto sono di grande attualità, visto quanto si sta facendo e si sta lavorando a livello di Ministero anche del Turismo, che all'interno del PNRR prevede quindi grandi interventi, importanti interventi per quanto riguarda il Digital Hub e per quanto riguarda comunque tutto il digitale. Chiaramente noi come Agenzia Nazionale del Turismo lavoriamo in stretta collaborazione con il Ministero per quanto riguarda soprattutto anche i contenuti di quelli che saranno, di quello che sarà il Digital Hub. E stiamo lavorando, ripeto, con la Direzione Generale Promozione del Ministero in maniera tale da essere in grado di utilizzare il più rapidamente possibile anche questi fondi che sono stanziati nel PNRR per evitare di perderli. Chiaramente continuiamo a lavorare a stretto contatto con le regioni, in modo particolare, visto che siamo con la Regione Veneto, ma con la Regione Veneto c'è un rapporto molto stretto e quindi di collaborazione e di grande collaborazione proprio perché le tematiche del digitale, le tematiche, ripeto, che sono presenti, che saranno raccontate e presentate nel corso di questi 2 giorni, sono veramente ripeto, di grande attualità e per cui devono essere anche per noi, sono anche di spunto e quindi anche i nostri rappresentanti del nostro ufficio studi saranno collegati per ascoltare e per avere spunti che possano essere utili nella predisposizione anche del nostro piano triennale che scade alla fine di quest'anno e che quindi sarà sicuramente molto differente rispetto al piano triennale del triennio che si conclude, che era stato costruito in un periodo di grandissima exploit e boom del turismo, per cui nel 2019, 20 e 21, ma purtroppo poi avevano dovuto completamente cambiare e completamente rivoluzionare per effetto del Covid. Ora quindi importante è, ripeto, lavorare su essere ancora più rapidi in quelle che erano e che sono ancora i pilastri del Piano Nazionale del Turismo, quindi accessibilità, sostenibilità e innovazione. E l'innovazione diventa ancora più urgente, tutto quanto riguarda il digitale, tutto quanto riguarda il modo di raggiungere